credetemi, forse oggi, giovedì 12 settembre, abbiamo scoperto il lato nascosto di cui Aurelio De Laurentiis non ha mai fatto vedere. Credetemi, questa lettera che lui ha scritto per il Napoli, che poi lo porterà a commuoversi quasi alle lacrime, e addirittura sta uscendo ora il video che lui che esce dalla presentazione con la Sorgesana, con la partnership Sorgesana, visibilmente commosso, mi fa ricredere, perché io ho sempre detto Aurelio De Laurentiis è un uomo duro, sa quello che vuole e se lo prende quello che vuole. E invece oggi, giovedì 12 settembre, abbiamo scoperto un lato del presidente che teneva molto nascosto, e questa è una cosa che a me piace, sinceramente. Sapete, io l'ho sempre criticato Aurelio, anche l'anno dello scudetto, anche quest'anno, dopo la grande campagna acquisti che ha fatto quest'anno. Però ragazzi, oggi, ripeto e ribadisco, abbiamo visto un lato di Aurelio De Laurentiis che non abbiamo mai visto, e io spero sinceramente di rivederlo anche in futuro. Detto questo, giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. In descrizione trovate il gruppo Telegram dove troverete l'intero, scusatemi, foglio che ha letto Aurelio De Laurentiis. Lo trovate sul gruppo Telegram, che è gratis ragazzi. Il gruppo Telegram, non vi preoccupate, vi ripeto, è in descrizione, vi potete iscrivere, siamo più di 1000 iscritti al gruppo Telegram e ogni giorno escono news H24 sul Napoli, gratis, ribadisco. Detto questo, Aurelio parla dei suoi 20 anni da presidente del Napoli e si va a commuovere nella parte finale del discorso, no? E io vorrei andarmi a prendere un attimo quella parte finale del discorso. Se lo ritrovo, eccolo qui, questa parte qui, lui si è commosso in questa parte qui. Da parte mia c'è sempre la volontà di costruire anche a tutela sia dei nostri giocatori, che spesso vengono intrappolati in situazioni che vedono in primis loro stessi e soprattutto i nostri tifosi sparsi in tutto il mondo. Il nostro più grande orgoglio è stato quello di vincere rispettando le regole e le persone. Continueremo sempre a competere con questi principi. 20 anni fa dissi che il mio primo obiettivo era quello di rilanciare la città di Napoli, anche attraverso il calcio. Oggi Napoli ha riconquistato un'attenzione globale anche grazie al nostro supporto, e da Napoli deve partire il futuro del calcio innovativo. Qui Aurelio De Laurentiis si è commosso, e credetemi, ve lo ribadisco, non ho mai visto un Aurelio De Laurentiis così incline a commuoversi, guagliù, perché è una cosa che è incredibile. Ma andiamoci a prendere tutta l'intervista del discorso che fa Aurelio De Laurentiis, così lo andiamo anche a rileggere se qualcuno non l'ha visto, ma è talmente, sta diventando talmente virale questo pianto di Aurelio De Laurentiis che già sta facendo il giro dei vari social. Comunque andiamo a leggere quello che ha detto Aurelio De Laurentiis nel suo discorso. L'unica nota stonata di quest'oggi sapete qual è? La partnership con Sorgesana. Perché dico questo? Perché ragazzi, la partnership con Sorgesana naturalmente verrà messa sulla maglietta e sinceramente a me non mi piace per niente. Non per qualcosa, posso capire Happy Beat o quell'altro cos'era, Foxy, una cosa del genere, ma praticamente il logo Sorgesana, per farvi capire, verrà messo qui dietro, ma è brutto, voglio, forse vai a rovinare la maglia più bella dell'era dei 20 anni di Aurelio De Laurentiis, secondo me. Però si sa, è marketing, però cazzo, mettiamola qui sul bordomani, che almeno qui non dà noia. Dietro è grossa, è brutta, vabbè. Detto questo, bilancio ultra positivo dei miei 20 anni. Napoli me l'avevano descritta come una situazione ingovernabile. Credo che il calcio a Napoli con la mia presidenza abbia dimostrato che si può e si deve lavorare.
Il problema di un imprenditore che viene dal mondo dei contenuti, dove la creatività è sacra, questo diventa una palestra. Quando andai da Carraro al secondo anno di C dicendogli che il calcio non funziona, questo e questo, lui mi guardò dicendomi: lo dice lei? Gli risposi: e allora non si può parlare, ho detto tutto. Dopo scoppiò Calciopoli, dice Aurelio De Laurentiis. Siamo passati in un contesto di imprenditori che sono più imprenditori, dove il vecchio non è mai surclassato dal nuovo. Veltroni nel 96 ha cambiato le regole del gioco, anche la UEFA l'ha ribadito. Il calcio ha accumulato debiti su debiti. Non ho mai fatto una lira prima ed un euro dopo di debiti. Questo è stato il mio diktat. Quando si dice che il calcio italiano non sta andando da nessuna parte è perché nessuno vuole andare in parti diverse. I fondi nel calcio sono un disastro. Si è sempre detto che il Napoli sia un club di passaggio. È falso. Oggi non siamo solo un club che lancia campioni, ma anche un punto di arrivo. Uno degli allenatori più forti al mondo ha scelto di venire qui, in una fase del calcio mondiale che spende meno. Noi abbiamo speso 150 milioni. Leggo che sono impazzito per aver speso tanto. Anche lo scorso anno non abbiamo speso poco, così come gli altri anni. Credo che 150 milioni siano alla base di un cambiamento totale. Ripartire da zero significa rifondare ed investire. Questo è stato possibile grazie a un modello di sostenibilità dal 2004. Il nostro modello di sviluppo si basa su 3 pilastri. Il primo pilastro è il rinascimento napoletano. Il club ha dimostrato che si può e si deve lavorare con successo. Da alcuni anni stiamo enfatizzando sempre di più la città, e questa, mi distacco un attimo dal discorso di Aurelio De Laurentiis, è una cosa che si è vista tramite le magliette del Napoli. Ragazzi, l'omaggio a Napoli sotterranea, la città con tutti la maglia con tutti i teschi, la maglietta con i quartieri napoletani disegnati sulla maglia, il golf napoletano disegnato sulla maglia. Ragazzi, De Laurentiis ci sa fare, questo lo dobbiamo dire. Poi può stare pure sui coglioni, ma Aurelio ci sa fare. Poi dice: il secondo pilastro è l'autoproduzione delle maglie. In questo modo il club non è solo un'azienda sportiva, ma anche un fashion brand. Il terzo pilastro sono i diritti d'immagine. Da 20 anni deteniamo il 100% dei diritti. Dopo questa prima fase, ora inizia la seconda, che prevede di spostare il focus su investimenti che consacrino l'azienda Napoli. Il calcio Napoli deve essere consacrato nella sua indipendenza. Stiamo procedendo in una ristrutturazione societaria tra reparto sportivo ed aziendale. Dalla loro interazione dovranno continuare i successi. Il secondo passo sono le infrastrutture. Il primo è il centro sportivo del club. Qui abbiamo manifestato la volontà al comune di un'area che necessita di bonifica, che il Napoli vuole fare a sue spese senza gravare sul pubblico. L'altro elemento è quello del restyling dello stadio Maradona. L'obiettivo non è solo quello di lasciare in eredità ai napoletani una struttura importante, ma anche con aree interattive, in tutto in attesa del via libera del comune della vendita dello stadio. Qualora non fosse possibile fare ciò, opereremo da un'altra parte. Sto cercando di assicurare l'evento di uno stadio in nuove zone, anche perché il 2032 si avvicina e dobbiamo partecipare al quinto stadio al prossimo europeo. Per fare ciò servono delle garanzie a breve tempo. Il terzo elemento su cui insistere nel breve periodo è il processo di ulteriore internalizzazione del club. Il Napoli ha una base di tifosi potenzialmente alta. Stiamo per lanciare alcuni progetti globali, dove a noi vedo un futuro ricco di sfide. Siamo pronti a seguirvi per il centenario del Napoli. Posso promettervi che fino a quando il Napoli sarà gestito da me e la mia famiglia, non indietreggeremo mai di fronte a comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati. E ragazzi, questo era il discorso che ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis, e credetemi, ribadisco, io il presidente Aurelio De Laurentiis così commosso non l'ho mai visto, nemmeno alla festa dello scudetto.
Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a you.